arrivare a Venezia dal mare. Il modo migliore per scoprire una città che deve al legame con l'acqua la sua fortuna. La Serenissima è diventata la porta del Mediterraneo orientale, la sorgente del turismo croceristico da cui si dipanano gli itinerari più affascinanti che coniugano bellezze storico-artistiche e paesaggistiche. Arrivare a Venezia a bordo di una nave da crociera vuol dire scoprirla nella sua vera natura. It's a very safe port to enter. As I said, they've got very good pilots and always coming in and going out. We have 2 tugboats available. Just in case. They're there for insurance purposes only. I've never had to use them in all the years I've been coming in here. And I find it a very, very safe port to enter and to depart from. Dalle bocche del Lido, passando per il bacino di San Marco, attraversando l'ampio canale della Giudecca, si arriva al Terminal Passeggeri, una moderna stazione crociere che grazie ad un elevato standard di servizi pone lo scalo lagunare ai vertici tra gli home port europei. Quasi 2 milioni di passeggeri movimentati nel 2011 con punte di 35.000 croceristi al giorno. Il porto di Venezia è uno dei porti più sicuri anche perché ha pochissima ostruzione ed nasce in una laguna, quindi dappertutto c'è fango misto a sabbia e quindi se qualche cosa non va per il verso giusto la nave si adagia sul fango ma non ha grossi rischi. E questo ne fa di per sé una difesa naturale che da sempre a Venezia. Il limite fisico della navigabilità nel canale di Venezia è stato studiato per navi di 340 metri, il bacino di evoluzione capace di ospitare navi di queste dimensioni, la larghezza del canale è di circa 250 metri nel canale della Giudecca e permette la navigabilità di una nave di queste dimensioni con il naturale gradiente di sicurezza. La navigazione a Venezia è estremamente sicura per 2 motivi: le condizioni naturali, quindi la peculiarità del fondale lagunare, e la gestione professionale del traffico croceristico. Le navi programmano il viaggio a Venezia con un anticipo di almeno 1 anno. Ogni singola nave è studiata per tipologia e grandezza. Si intende dare assistenza alla nave in tutte le sue forme e in tutte le sue evenienze, in tutte le sue emergenze. Quando ci viene ordinato un servizio, che viene ordinato su un logis della corporazione piloti, per dare un servizio sempre al massimo come potenza e manovrabilità del rimorchiatore, e viene sempre dato rimorchiatori con extra potenza per fare un servizio nella normalità e per qualsiasi evenienza o emergenza dovesse accadere. Il Terminal Crociere di Venezia, grazie alla sua adiacenza al centro storico, è in grado di soddisfare ogni esigenza di mobilità, collegato a tutte le infrastrutture, vicino all'aeroporto internazionale Marco Polo, alla ferrovia, alla rete autostradale, gestisce in sicurezza tutti i flussi. Al porto passeggeri di Venezia le navi da crociera trovano un'area vastissima di circa 500.000 metri quadri, adiacente alla città storica, che quindi è dotata di 3,5 km di banchine e di un sistema terminalistico di vastissimi padiglioni per 55.000 metri quadri, capace di soddisfare ogni esigenza di mobilità sia dei passeggeri che dei numerosi mezzi di assistenza alle navi. Di conseguenza è una grande macchina, un perfetto ingranaggio, ben collegato ai servizi ferroviari, ben collegato all'entroterra cittadino, ben collegato alla grande viabilità autostradale e dotato anche di tutti i servizi di trasporto acqueo per garantire dei flussi di passeggeri perfettamente sicuri e perfettamente fluidi. I quasi 2 milioni di croceristi rappresentano per Venezia una grande risorsa economica, non solo dal punto di vista occupazionale con quasi 3.000 famiglie che gravitano intorno a questo segmento, ma anche in termini di ricaduta economica, stimata da uno studio dell'Università Ca' Foscari in 200 milioni di euro, valore da raddoppiare se si include anche la ricaduta indiretta. Oggi l'economia delle crociere è una parte significativa della base economica di Venezia e del suo territorio, sempre più una componente fondamentale nell'economia turistica, di cui rappresenta un comparto che naviga con il vento in poppa. La nave si ferma 3 giorni e in questa prima giornata circa 1 migliaio di persone vengono
caricate su delle barche, gran turismo, e vengono portati in giro per i giri città. Le altre 2500 persone invece sono persone che utilizzano il servizio navetta, che è il servizio di collegamento tra il porto, tra la stazione marittima e San Marco, che va avanti tutto il giorno e che permette appunto a tutti i passeggeri che non hanno comprato o non hanno acquistato un'escursione di recarsi a San Marco e di visitare la nostra città. Domani invece è il giorno di fine crociera, quindi tutte le persone sbarcano. Diciamo che circa i numeri che abbiamo domani sono che 1500 persone ritorneranno negli Stati Uniti e la stragrande maggioranza si fermerà in città per passare almeno 1 o 2 giorni, quindi questo significa alberghi, ristoranti, servizi, cioè giusto per darvi un'idea di quanto indotto creano queste navi, di quanta ricaduta economica si ha su Venezia, ma più in generale su tutto il territorio veneto.